Vi presento Eleonora Brigliadori. Ricordate, no? Queste prime apparizioni, più di 30 anni, io credo di non aver mai sentito nulla di particolare o di brutto su di lei. È stata una donna integerrima, però dico, una persona così, una persona che poi a 29 anni è cambiata, ha fatto un cambiamento e a 36 anni è guarita dal cancro. Quindi io non riesco a capire il perché di tutto questo fango mediatico che le è stato riversato addosso da molto tempo, ma soprattutto che si è intensificato nell'ultimo periodo. Non si può, cioè ognuno deve essere libero di esprimere le proprie opinioni. Noi siamo qui, se qualcuno vuole venire a sentire qualcosa di diverso lo può fare. Credo che sia giusto che nessuno ci possa fermare. Credo che sia giusto che anche noi ci comportiamo in una determinata maniera, non contraria alla chemioterapia. Però tutte quelle persone che mi hanno scritto sei una delinquente, eccetera, eccetera, guardate, io negli ultimi 15 anni, nella mia ristretta cerchia familiare, ma proprio intimi, zii, cugini, eccetera, abbiamo avuto 8 casi di tumore. Tutti, a parte uno, mio padre, che poi vi dirò perché, tutti si sono curati con la terapia ufficiale, quindi solito, chirurgia, chemioterapia, radio. Sopravvivenza 0%, tutti morti. Che non mi vengano a dire che sono gli altri che uccidono le persone. Certo, le persone muoiono sia da una parte che dall'altra, sia che scelgano di curarsi in un modo o nell'altro, però io credo che abbiamo qualche chance in più. Io credo che con questa carneficina e questa mattanza che si sta portando avanti da 50 anni abbiamo tutto il diritto, soprattutto persone che comunque credo che qua dentro ce ne siano abbastanza, che come me hanno avuto delle sofferenze, delle perdite, eccetera, abbiamo il diritto di cercare altrove, senza che nessuno possa impedircelo. Ora vi presento e introduco Eleonora Brigliadori, prego. Le lascio la parola. How many can Quanti di understand voi English? parlano inglese? Oh, fantastic. I need a translator for Venetian Ho bisogno di un traduttore veneto. out of my very bad English, but you can understand. Che This deve is the tradurre kind. dal suo pessimo inglese in veneto. Okay, and in Italian. E in italiano. So, this was the last dress Questo era of l'ultimo Eleonora Brigliadori. vestito di Eleonora Because Brigliadori. Eleonora Brigliadori has been killed. Perché lei è stata Professionally, ammazzata professionalmente, fucked up. non ha bisogno di She traduzione. had contracts. They. Hanno strappato i suoi contratti, She had conference, seminari, le sue workshop. conferenze, seminari, And I say, workshop. oh, I'm sorry, if Eleonora Brigliadori does this incredible, nasty, awful woman, so we must change hotel, because not even in a hotel I can stay. Se questa donna fa tutte queste cose orrende, non la vogliamo ai workshop, ma nemmeno negli alberghi. And also, this little story remind me E questa storia mi Something ricorda 28 years ago. qualcosa che è successo 28 anni fa. At that time, I was in Bologna A quel tempo ero a Bologna, doing my job. facendo I'm il mio an lavoro actress. come un'attrice. I'm annunciatrice. Because in English we don't know the word. In inglese quella parola non la sappiamo. I'm an anchor without a boat. È un'ancora senza barca. So not anchorman. Quindi Not anchor non woman. è un anchorman, che vuol dire il I've presentatore. been running and diving and Correva, nuotava, swimming, always against the flow. sempre controcorrente. Because I decided since a long time Perché ha ago deciso da tanto tempo that
I wanted my chance in life. che voleva la So sua I was listening occasione nella vita. very carefully Ascoltava to molto all the attentamente people telling me things, a but tutte le then, persone che la raccontavano, but finally, ma alla I fine put all what I heard tutto quello che ha sentito e raccolto and I take deep into my heart, e l'ha portato And then- dentro il suo cuore let it there to e l'ha see what lasciato happens, lì how it reacts. per vedere come reagiva. Because the most that I trust is myself. Perché quello di cui si fida di più in assoluto è se stessa. So, how many? Okay. This is the Phantom. Io sono Eleonora Brigliadori, non so ancora per quale. Allora, quello che vi voglio dire, adesso andrò molto veloce. Se noi prendiamo le 5 leggi biologiche, che so qui sono molto importanti, vi dirò una cosa che ho già detto a Castelfranco Veneto, ho fatto diverse conferenze sulle 5 leggi biologiche, mi sentite? Sì, sì. Per la Camera. Allora, Hammer meriterebbe 10 Nobel, perché il Nobel è un premio del PUT. Perché ha fatto una scoperta incredibile. Ha visto che cosa succede nel cervello nel momento in cui l'uomo sta lottando per la sua libertà, per la sua sopravvivenza, sta lottando contro i soprusi, contro le menzogne. Non permettete a nessuno di farvi le terapie immunologiche, perché quella lotta che produce il cancro è la stessa lotta che vi farà diventare dei superuomini, se arriverete a compimento. Ora vi dico una cosa che viene dall'antroposofia. Voi avete gli occhi, sapete come sono nati gli occhi? Con 2 tumori megagalattici. Quando l'uomo aveva ancora la scatola cranica non addensata completamente ed era ancora sommerso in una nebbia perché la luce non penetrava, il corpo astrale interno ha fatto ponte col corpo astrale esterno, e queste sono rivelazioni iniziatiche di Rudolf Steiner, producendo il tumore che oggi si chiama occhio. Quello che ha studiato Hammer è solo l'aspetto discendente di un'umanità decaduta, che ha perso la fede in Cristo, che ha perso i valori morali, che lavora solo per i suoi sporchi interessi. Quelli si ammalano di cancro perché attraverso il cancro hanno l'opportunità di cambiare. Perché quando ti danno una diagnosi come quella che hanno dato a me, 6 mesi di vita con 3 bambini piccoli, senza aver fatto nulla di male a nessuno, perché il mio tumore primario al fegato era la conseguenza di un sopruso che il mio compagno di vita, che non era neanche sposato con me, ma il padre dei miei figli, aveva subito a causa di Di Pietro, con una calunnia mostruosa come la tentata concussione, che non c'è niente di più folle. Se io oggi dico tu mi hai chiesto 10 miliardi e vado da un giudice, tu passi un casino perché la legge è sbagliata. E mi sono trovata da sola con 3 bambini ad avere un problema di sopravvivenza, ecco perché ho creato il tumore. Ma siccome dentro ero un leone e avevo fatto quella promessa a mia madre, quando mi hanno detto così, ho sentito rinascere in me quella forza spirituale che io chiamo forza micaelita, che mi ha detto questo è il momento di mettere in pratica quello che sai. Ero in una clinica sulla Salaria del dottor Spallone, denunciato più volte per aborti clandestini. Mi trovavo lì perché sua moglie era un'amica e riservatamente mi aveva fatto fare una risonanza magnetica. Durante la risonanza magnetica sono scesa in meditazione e ho sentito esattamente dove era il tumore. Sono uscita, c'erano 4 persone in questo sotterraneo davanti ai monitor e gli ho detto è qui, lo sento perfettamente. Quelle 4 persone mi hanno detto non è possibile, lei non lo può sentire. Allora mi dica lei dov'è? Questi avevano tutte le mie fette del fegato e di tutto il corpo, ci hanno messo 20 minuti per raccapezzarcisi. Alla fine hanno dovuto ammettere che era esattamente dove io lo avevo sentito. Dopodiché ho capito che non capivano un cazzo. E quando ho detto, mi hanno detto, ma signora lei è giovane, sa, ha 36 anni, il cancro va veloce, lei deve subito ricoverarsi, ago aspirato, resezione. Gli ho detto, sì, perché lei chi è? Dio? È lei che decide quanto mi resta da vivere? E poi guardi, se fossero davvero 6 mesi, saranno i 6 mesi migliori della mia vita e non li passerò certo dentro un ospedale. Quando ho lasciato questi col mento che cadeva, perché non hanno visto una lacrima dalla mia faccia, e sono salita per non mostrare
comunque il colpo feroce che avevo subito, perché quando hai 3 bambini piccoli e ti viene detto che non li vedrai crescere, è un colpo atroce. E lì è partita sicuramente una metastasi, ma io ho sorretto, perché non ho lasciato che penetrassero con nessun ago nel mio corpo. E ho detto, io non ho paura di morire, ma certo non farò l'errore che mia madre mi ha insegnato a prezzo della sua morte. E con quella determinazione, invece di salire in ascensore con il professore arimanico, compenetrato di Arimane, che in linguaggio non antroposofico si chiama Satana, che è una forza reale che abbiamo tutti noi, che ci serve per proteggersi, ma dobbiamo bilanciarla con quella che si chiama Lucifero, che è quella che ci fa infiammare, che ci fa fare le rivoluzioni, ma dobbiamo trovare il balance tra queste due. Ecco come il volo a vela ci insegna. Se non abbiamo in equilibrio le due ali, andiamo in vite. Le forze ostacolatrici sono di doppia natura e il bipolarismo fanatico del materialismo, che dopo il concilio di Nicea ha eliminato la tricotomia dell'anima, dicendo che l'anima è fatta solo di anima e corpo, si sono giocati lo Spirito Santo nel concilio di Nicea del 689, chiamato anche l'ottavo concilio di Costantinopoli. A partire da quel momento hanno negato le vite ripetute, dicendo che l'uomo vive una volta sola, per innescare che cosa? Il fenomeno della mano morta. Da quel momento nella Chiesa è penetrato Arimane, che ne ha preso possesso. Il valore spirituale della Chiesa è incontaminato, ma non quello degli uomini che la governano, che hanno fatto 3 volte il peccato di Pietro, rinnegando Cristo nella scienza, nell'economia, nella politica. Oggi molti cristiani credono di pregare per Gesù Cristo. In realtà, senza avere la visione completa di tutta questa possibilità, noi ci troviamo qui. Ma il mistero del Golgota non è cominciato col centro, è cominciato prima che la terra si potesse chiamare terra. Il tetragramma ebraico, che era chiamato il nome di Dio impronunciabile, è quel nome connotato con una Y, una H, un W e un H. Perché era impronunciabile? Perché erano delle consonanti che rappresentavano il viaggio dell'io nel tempo. E le 3 vocali è stato Rudolf Steiner che ce le ha rivelate come I-A-O. Qualcuno dice Jehovah, in realtà si chiamava I-A-O. Quell'immagine del tetragramma che viene fatto risalire a Mosè, che aveva una verga in mano, anche lui, quando aprì il Giordano, veniva dai misteri egizi. Aveva imparato l'iniziazione di Ermete, che veniva dall'iniziazione dell'antica tradizione di Zarathustra, ma non quello Zarathustra dei film moderni. Parliamo ancora di quella conoscenza solare laddove si sapeva che cos'era Aura Mazdao. Aura Mazdao era la forza di Cristo solare che si stava avvicinando alla Terra. È stato in quel momento che è cominciata la possibilità per l'uomo di cominciare a progettare un futuro. Noi abbiamo avuto molti doni dallo Spirito Santo, ma i doni che ci ha portato Cristo sono stati la frammentazione dell'elemento del sangue, l'individualizzazione, perché noi possiamo riconoscerci uguali, non in una politica mediocre che dice siamo tutti uguali di fronte alla legge, perché se uno ruba 1 miliardo e io rubo una carota, non è possibile che noi veniamo valutati uguali. Queste parole sono nate dal materialismo. Ogni uomo deve essere giudicato davanti a Dio per il suo significato morale, perché se oggi uno che non ha più diritto di respirare, di avere l'acqua, va a rubare, ma di chi è la colpa? Deve rubare, perché gli hanno impedito di vivere onestamente. Allora quello che vi voglio far capire è che se questa è la membrana della realtà e io mi mettessi di qua e dovessi fare ponte e spingere perché qualcosa cambi, siccome ormai le grandi lotte non sono più fuori di noi, sono dentro di noi, perché dentro di noi ci sono gli arti spirituali di 9 gerarchie. Ma, come dicono i 10 comandamenti, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Che cosa è io sono? È quel Dio che San Paolo riconobbe nell'aura della terra, perché lui che aveva combattuto contro Cristo, perché era un iniziato ebreo, quindi aveva la veggenza, ma i testi sacri gli avevano detto che non poteva essere quello crocifisso sul Golgota, lui aveva creduto che fosse un falso testimone. E come è arrivato a scoprirlo?
in virtù della sua autoeducazione. E quando riconobbe che lui era Cristo, il Redentore del mondo, allora comprese che l'errore era penetrato nei libri sacri. E l'errore è penetrato nell'umanità, e lo sapevano bene gli egizi, che misero una divinità che si chiamava Tot, che aveva il simbolo della scimmia, quando decisero di autorizzare la scrittura, perché sapevano che nel momento in cui l'uomo avrebbe cominciato a prendere appunti, invece di prenderli nella sua anima, nella sua memoria, nel suo eterico, nelle sue ossa, di metterli nei libri per poterli vendere, l'uomo avrebbe perso la traccia della sua memoria divina, e da lì sarebbero cominciati i problemi. Oggi la tecnologia ci sta facendo un favore da una parte, ma ha generato un submondo. L'elettromagnetismo e l'elettricità sono delle ragnatele intorno alla nostra anima, intorno all'anima della terra. Tutta questa roba va frammentata. Dobbiamo chiedere che ci siano delle zone salve. Io non posso parlare qui di cose ancora più grandi di quelle già enormi che vi ho detto, perché quando comincio un seminario che deve durare almeno 3 giorni e sono 48 ore di vita che io dedico al 1000 per 1000 di me stessa, alle persone che sono lì, e non lo faccio per soldi. Siccome però sono disoccupata e ho una famiglia, chiedo solo che almeno mi paghino le spese. E se invece di essere 6 persone, come erano quelli a cui avevo chiesto 100 euro, in realtà 70 ne hanno pagato 5, senza fattura, perché l'IVA l'avevo già pagata con 1500 euro di spese, per 30 ore di seminario, persone che hanno dormito a casa mia, hanno mangiato a casa mia, una telefonata che durava 19 minuti per spiegare perché senza fattura, perché se vogliono Eleonora Brigliadori con la fattura mi pagano 10.000 euro, come meriterei di avere. Pronta a lavorare gratis per il mondo. Basta che qualcuno mi paghi l'affitto, mi dia da mangiare per i miei figli. Io non voglio i soldi. Io sono molto più ricca di Steve Jobs, perché lui con tutti i suoi miliardi, con il cancro è morto, e io con la mia fede sono ancora viva. Verghe di rame, che sono lo strumento per governare le 4 parti costitutive. Domani, in maniera estemporanea, se qualcuno di voi vuole entrare nella parte esoterica, senza telecamere, questa è la prima volta che io faccio un discorso così, e l'ho fatto perché lei se lo meritava, perché se lo meritavano delle forze dell'ordine che sono venute qui a proteggermi, perché ve lo meritate voi che siete qui, nonostante la merda che mi hanno tirato in faccia. Ma domani, se qualcuno vuole, se ci sono almeno 10 persone, mi dite voi quello che volete dare come contributo, perché qui comunque la spesa me l'ha data lei per arrivare qua, però io adesso mi rimbocco le maniche e adesso vi dirò come si guarisce da tutte le cose, ma non con i giochini, con le verità esoteriche, con le verità che per me sono diventate carne, ossa, sentimento, volontà, parola, pensiero, cosmico. Non conosco ancora qualcuno che sia in grado di assorbire tutto quello che vorrei dare. Spero che prima o poi arrivi. Sicuramente c'è qualcuno, ma devo ancora incontrarlo. Speravo che il professor Veronesi fosse all'altezza di venirmi a chiedere perché avevo chiesto un processo per crimini contro l'umanità. Perché gli posso dimostrare perché è stato un crimine che viene ancora perpetrato. Bisogna fermarlo. Bisogna che tutti quelli che hanno morti per la chemioterapia facciano una marcia per la vita. Io sono pronta a partire dalla Calabria fino a Bolzano, senza niente, senza cellulari, solo con la mia voce. Chiederò ospitalità e chiederò delle elemossine, non l'elemosina, elemossine, per sostenere il mio lavoro. Questa è l'associazione che io ho creato, che non ha una sede fisica. Scusate, ma a questo punto Lucifero lo faccio andare, perché a Rimane dobbiamo scacciare, dobbiamo riscaldare i cuori. Questa è la tessera che avevo preparato e che ho consegnato per la prima volta alle persone che hanno partecipato a dei seminari di almeno 3 giorni. Qua ci sono il principio della parola, il principio della verità, il principio della volontà.
Questi sono i principi morali che si congiungono all'antroposofia. Quello che vi vorrei dire a proposito dell'antroposofia che è la scienza più importante che c'è oggi a disposizione sul pianeta è questo. Questa è la sfera dell'antroposofia. Il nucleo è stato Rudolf Steiner. Lui ha vestito il Logos, soprattutto negli ultimi anni della sua vita quando è stato avvelenato dai Gesuiti. Perché si chiamano Gesuiti? Perché parlano solo dell'uomo che muore in croce e non conoscono l'uomo risorto. Parlano solo della parte discendente. Steiner ci ha mostrato la parte ascendente. Cosa succede per arrivare all'Apocalisse? E ha creato di tutte le scienze la parte antroposofica. Io in 28 anni me le sono studiate tutte. Posso tenere conferenze sui numeri, sull'euritmia, sulla parola, sulla biologia, sulla medicina, sull'astrofisica, sull'atmosferica, sui misteri antichi, sui misteri del passato. Quello che faccio io è questo. La tessitura. Se riesco a tessere un po' di tessuto passando in tutti questi raggi, cosa è successo? Io sono entrata da fuori, perché a 29 anni l'antroposofia si è svegliata in me e io sono andata a cercarla perché sapevo che doveva esistere. Quando l'ho trovata, l'ho riconosciuta. Sono risalita fino al centro, Dornach, ho fatto 10 anni andando avanti e indietro facendomi il corso di euritmia, sono uscita, ho messo qui il mio laboratorio per fare questo giro, per chiamare qui dentro forze di gente che non ha mai sentito la parola antroposofia. Questo lo devo per gratitudine al più grande maestro spirituale di questi tempi. Non ci sono papi che tengano il valore morale, il valore intellettuale di un uomo che era l'incarnazione di Aristotele, dopo essere stato altre personalità incredibili che potrete scoprire se studierete i suoi nessi karmici. Cioè, io quello che faccio sulla mia pagina da 4 anni è divulgazione antroposofica. Le persone mi chiedono, io consiglio dei medici, se mi chiedono un medico, consiglio una terapia, l'omeopatia, la medicina antroposofica, l'Iscador, certi tipi di alimentazione, tutte cose che ho sperimentato. La crema alla fitolacca, che è una pomata, non serve per le emorroidi. Questa cretina di una fuffa mascherata da uomo, senza un minimo di palle neanche nelle ovaie, non è neanche andata a googolare la parola fitolacca e vuole fare la giornalista e insegnarlo a me? Quando io stavo facendo un rito sacro che è stato infranto e ho fatto una G per buttarla fuori, perché non era degna di stare là dentro. Stavo facendo un omaggio a 2 persone malate di cancro, una è morta la settimana dopo questo scempio fatto dalle iene. Era un mio parente. Era come se durante un battesimo, un funerale, venissero queste stronze con queste macchine infernali. Queste sono le armi. Ci vuole un certificato di navigabilità per portare un affare del genere. Ieri sera, lei l'ha visto, un altro di questi stronzi era qua sotto con la cosa qua a far finta di essere un amico. Gli ho detto, cos'hai il microfono anche qua? E ho visto subito il bottoncino. Ma io perché me ne sono accorta? Perché siccome parlo con le persone che stanno male e le aiuto anche solo al telefono, dando coraggio, perché l'importante è che quando tu hai la tua scelta ci sia qualcuno che ti faccia capire che la tua scelta è sempre la migliore. Mentre invece vieni ricattato. A Treviso una mia cara amica, che la famiglia non vuole che la nomini, però lei dal cielo mi chiede di lottare anche per lei, che è stata allo IEO e non aveva confessato questo neanche ai suoi parenti e ai suoi figli, mi ha raccontato come è stata mobbizzata dalle signorine dello IEO che la chiamavano a casa minacciandola. Ah, ma lei così muore? Ma lei deve venire a fare la terapia. Lei ha capito che la stavano fottendo. Però a me l'ha detto dopo 3 anni che ci parlavamo, perché aveva pubblicato un libro di una che credeva che fosse guarita e dopo 2 anni è morta. Tutti quelli che vi dicono che sono guariti, andate a vederli a 7 anni e se volete vi spiego perché non superano i 5 anni di sopravvivenza. Dobbiamo chiudere. Va bene, se qualcuno vuole iscriversi c'è la nostra amica Christine. Se nel pomeriggio ci sono più di 10 persone, io domani mi fermo qua, abbiamo già una sala a Treviso, a Quinto di Treviso, di un'amica che ha già fatto per me un seminario lì, e con la vostra disponibilità io sono a disposizione.
direi che dopo questa profonda emozione, emozione della vita e per la vita, siamo amministrativamente nella condizione di chiudere questa mattinata. Le lascio la parola. First of all, Abbiamo gli how many can Quanti di understand voi English? parlano inglese? Oh, fantastic. I need a translator for Venetian Ho bisogno di un traduttore veneto. out of my qua. very bad English, but tengo you io. can E understand. This deve is the tradurre kind dal suo pessimo inglese in veneto Okay, and in Italian. e in italiano. So, this was the last dress Questo era of l'ultimo Eleonora Brigliadori. vestito di Eleonora Because Brigliadori. Eleonora Brigliadori has been killed. Perché è stata Professionally, ammazzata professionalmente, fucked up. non ha bisogno di She traduzione. had contracts. They, Hanno strappato i suoi contratti, she had conference, seminari, le sue workshop. conferenze, seminari, And I say, workshop. oh, I'm sorry, if Eleonora Brigliadori does this incredible, nasty, awful woman, so we must change hotel, because not even in a hotel I can stay. Se questa donna fa tutte queste cose orrende, non la vogliamo ai workshop, ma nemmeno negli alberghi. And also, this little story remind me E questa storia Something mi ricorda 28 years ago. qualcosa che è successo 28 anni fa. At that time, I was in Bologna A quel tempo ero a Bologna doing my job. facendo I'm il mio an lavoro actress, come un'attrice. I'm annunciatrice. Because in English we don't know the word. In inglese quella parola non la sappiamo. I'm an anchor without a boat. È un'ancora senza barca. So not anchorman. Quindi Not anchor non woman. è un anchorman, che vuol dire il I've presentatore. been running and diving and Correva, nuotava, swimming always against the flow. sempre controcorrente. Because I decided since a long, long time Perché ha ago deciso da tanto tempo that I wanted my chance in life. che voleva la So sua I was listening occasione nella vita. very carefully Ascoltava to molto all the attentamente people telling me things, a but tutte le then, persone che la raccontavano, but finally ma alla I fine put all what I heard tutto quello che ha sentito e raccolto and I take deep into my heart, e l'ha portato And then- dentro il suo cuore let it there to e l'ha see what lasciato lì how it reacts. per vedere come reagiva. Because the most that I trust is myself. Perché quello di cui si fida di più in assoluto è se stessa. I've been taught A lei è stato insegnato when I was a very little child, quando era una bambina piccola, when my father was quando suo on the padre knees era in ginocchio next to me, I Vicino a was lei. this high, ed era piccola così, alta così, and at the moment, in the peak moment, peak time, in the church, In- Sunday, in chiesa la when this domenica, guy, white dress, con questo black face, vestito with bianco, raising hands, con le braccia asking alzate, for help, chiedeva and aiuto putting this little white bread e metteva l'ostia just to beg for per chiedere, pregare transubstantiation. My father per la told me, sostanziazione. you know, Eleonora, this is the moment, Eleonora, questo è il momento, this is the miracle. questo è un miracolo, Because even if you see just bread, anche se vedi solo questo But- pane, all the things most important, ma le cose più you importanti cannot see it. non li vedi, You have just to feel it. li devi And sentire. so that was when I was 4. E questo è successo quando aveva 4 anni. Then I grew E poi è cresciuta
And I remember e si ricorda, backward until I was 2. tornando indietro finché aveva 2 And anni, I have a proof of that because aveva una prova di when I Dio. was 2, I had this disease called Quando the big aveva, tosse. quando aveva 2 anni aveva la pertosse And I had such a big pertosse e era talmente tanta that la sua my grandfather, that was general on the army, il in the suo army, gran he used to nonno, say, nonno, grandfather. che era un generale, Now is the grandfather of my children, adesso è il bisnonno dei suoi figli, but is over there, and I thank him for E là in many cielo. things. But e lo ringrazia. he used to say, "Oh, Eleonora, what a cough you have! It's like Eleonora, che a tosse che hai! cannonata da 420." Because was a man into army, and so Era un he uomo knew that che era was like sotto le armi exploding something very strong and tough. e lui lo viveva come qualcosa che And esplodeva. so I knew questa that tosse. in Bologna, 1 year that my father was in a gliding world champion in Yugoslavia. Lei a Bologna e suo papà invece era in with my Jugoslavia mom, che so I was faceva, alone with my grandmother and grandfather. quindi lei era con i nonni. In this house, it was before the 63, the year where the Era nel President 63, Kennedy, quando no, Kennedy, 63 was Kennedy sì, killed. quando Kennedy venne ammazzato. So, when Kennedy was killed, I remember the fact that I was in Genoa because my grandmother changed house. Lei era a for quel sure, tempo era in Genova. My mom, one day, I asked to my mom, "Mom, I have this image so weird in my mind. Lei chiese a Because sua I mamma: remember mamma, ma io an mi ricordo umbrella, questa A cosa. black umbrella with all this fog coming from down in a bathroom." Lei si ricordava di un'immagine sotto un ombrello nero e tutta questa nebbia che veniva da sotto. Like steam, you know, a bath steam, a stream of bath E steam. nel bagno c'era tutta questo And I questo asked, vapore. "Mom, but what is it? Is a dream?" Dice: cos'è And mamma? she È uno said, sogno? "No, Eleanor, you cannot remember. You were too little." Eleonora, è impossibile che tu ricorda, Tell eri me, troppo because piccola. I remember very well. No, no, What is mamma, io it, mi ricordo that molto stuff? bene. What is it, that image that I have in mind? Come mai ho questa immagine nella mente? And she said, "But that was your grandmama called Angela Colombo. Questa For era la your tua cough, nonna She used to put water with che per curare bicarbonato la tua tosse metteva and with the acqua umbrella because you were sotto l'ombrello. under the towel, e tu eri breathing sotto steam. l'asciugamano nel And so my vapore. mom said, "But you cannot remember." Ma è because you impossibile were che tu possa too." And I said, ricordare, "Mom, diceva la I mamma. remember exactly. Mamma, the io me lo kind of ricordo house esattamente. That I was staying in Bologna, and I take a piece of paper and I draw Quindi lei entrance, the bar, disegna the room tutto where I'm questo. sleeping, and the room of my grandparents and the kitchen. And my mother, she said, "How is it possible?" Quindi lei disegna la casa e la mamma rimane This is stupita. something that I've been working for a little time. And it's not just the first sign of something strange that I have to pay attention. E quindi non è la prima volta che le capita queste cose, quindi ci stava But portando then, attenzione. When my mom one day she told me where I'm born, Se un giorno la Officially- mamma le ha detto dove è nata ufficialmente, officially I'm born in Milan. lei è nata a Milano 18 ufficialmente. February Febbraio 18 1960. del 60. Now 56. Adesso But I'm not 56. this lady. I'm the phantom of opera of Però Eleonora non è Brigliadoro. lei I'm è la telling you maschera. few little stuff like a funeral. You know, when you have a funeral, people cry. No, I'm happy that you smile. But because there is this phantom,
Però siccome adesso c'è questo fantasma, c'è stato il that can tell a funerale, little story to prove something which is unique. quindi lei adesso vuole provarvi qualcosa di unico. Because each human being is unique. Ogni essere umano è unico To be able to recover yourself, first of all, e siete capaci di you ricordare, have to recognize the unicity. dovete riconoscere la vostra unicità. Because this is the base. Questa è la base. Now, if we want to understand why medicine, which is the title of the Congress, Se dobbiamo Doesn't capire work. perché la medicina, che è il titolo di questo convegno, non funziona, this is the reason. questa è la ragione. All the base that we accept as real stuff Tutto quello che noi For accettiamo medicine come verità nella is the medicina opposite of the individual unicity. è l'opposto dell'unicità individuale. All the rules, they are taken out of how? Out of statistics. E le regole li prendono dalle statistiche. The statistic has a goal. La statistica ha uno scopo. When you put the schedule to prove something that you want to Quando prove, metti una scheda e vuoi It's provare very quello easy. che tu vuoi, you can prove whatever you want. tu puoi provare tutto quello che vuoi. You can obtain this choosing the right people. Puoi ottenere questo scegliendo le persone adatte. In this way, putting the statistic as a science, Così, mettendo la statistica come scienza, which is not, che non lo è invece, they had the tool, the principal tool, loro hanno lo strumento to make up principale your mind. per And not make up with fire, lavarvi il lipstick. cervello, No. truccarvi, ma no. To make Col up make-up. your brain, Cioè, to mix stuff, ti lavano il to cervello make confusion, per to confondervi. distorcere. Magari adesso continuerà in italiano. No, yeah, I'm thinking, if I slow down, Hai metà tempo se mai. I know, but I see the attention right. Vedo che tutti I- sono molto If attenti. I speak in Italian, I'm going very, very fast. Se parlo in italiano vado How do velocissimo. you say protesta in English? To protest. Okay. I want to protest Lei vuole protestare because my speech is Per- real. perché la mia parola è vera, onesta, It is like this since I start to talk. ed è così da quando ho iniziato a parlare. One day, and this is my biography, La sua biografia dice: one day I came out of school and I told to my father that during homework in class, un giorno esce da scuola e racconta a suo padre che durante un lavoro I a was scuola sneaking to the next sbirciava dal and vicino I copied something e ha copiato and qualcosa I said to my father, you know, I take a good valuation, e diceva al papà: ho preso un voto buono, but ho copiato. però I copied. And so my father said, Eleonora, Il papà you diceva: have the honor. Eleonora, hai l'onore? So, Dad, what do I have to do? Tomorrow you go to your teacher. and Quindi you say, domani vai a scuola, vai I'm dall'insegnante e chiedi I scusa. have to admit that I did something that I'm ashamed of. Cioè, devi dire all'insegnante: mi dispiace, ma ho fatto qualcosa di cui mi vergogno. And I did it. E lei l'ha fatto. I discovered something that is not possible to tell if you don't try to do it. Lei ha scoperto qualcosa che è impossibile da dire se non l'hai provato, lo devi provare su te This was the stesso. beginning of a courage of saying the real. Quindi questo era No l'inizio matter di avere il what coraggio you di are dire la going to verità. pay for the fact that you are telling the truth. And then I simply keep going to do this. E da So, allora lo fece sempre raccontare I la did the verità. truth in front of Berlusconi. Ha detto la verità di fronte a Berlusconi. I remember one meeting Si ricorda while del he was meeting complaining to me about bullshit, dove lui si lamentò su other Bush
e and the altri, people telling false stuff into my position, above my position, saying, Brigliadori is doing lui si lamentava di lei, di tutto quello And che I was faceva, sitting like e this. lei era seduta lì, facing the wall, guardando il no muro, movement. non si He was muoveva, walking behind me, lui che camminò dietro di lei, Nervous. molto nervoso, and then nervous because I won't say anything. lui molto He said, nervoso perché lei Oh, non parlò. Brigliadori, encefalogramma piatto? He Quindi said like that. I said, lui no, rispose, cavaliere, meditation. no, cavaliere, sto meditando. He used to do the American confrontation, you know? Lei era Where the abituata a boss, fare, you have said this, you have said that, okay, come to me, and facing to each other. lei era abituata a This fare il was a special confronto diretto, Berlusconi. faccia a faccia, Because one day the choreography that was teaching me to dance in perché the un first giorno show, il coreografo che le in insegnò the a first ballare, show of fashion in Italy was called Falpalà. Was a in very uno show success che si in chiamò 80s, così, 82. nell'82, lei era l'ospite, And because the choreographer didn't know Berlusconi, but Berlusconi 10 minutes ago, il before coreografo said, non conosceva Berlusconi, the choreography said that you have some difficulty to dance. e Berlusconi disse, il coreografo mi ha detto che hai qualche difficoltà a So I ballare. went down on the studio, I take Jean Guély, that was the name, I put it, I knocked the door, I said, sorry Mr. Berlusconi, I want you to meet Mr. He haven't met before. Allora It lei was the andò first time giù, they were facing to each other. And so Berlusconi were very embarrassing. quindi lei andò da Because I Berlusconi, discovered bussò the- sulla porta e gli disse, ma signor Berlusconi, guarda, vuole conoscere e I would parlare like con you il to introduce because when I coreografo. asked him, why did you say that you are telling to me that I'm very exceptional because I'm learning a word which is not mine, very fast, very Perché precisely. dici così di me che sto imparando un mestiere che non è il mio, ma in modo molto veloce? And so finally he had to admit Quindi alla fine ha dovuto ammettere that he was making a lie. che stava dicendo una Because bugia, other people, they were saying something against me. perché erano So, sempre that altre was persone che the dicevano 80s. qualcosa contro di lei. The envy La gelosia grow, stava grow. crescendo, And now we had in the 2 of the last month, come negli ultimi 2 mesi, no, 40 days, 40 was giorni, 2 of October, il 2 di while ottobre, this animal, which is the best, enemy of lion, because lion, they do quando questo and they animale che è il nemico tried to kill me ha professionally provato ad and above all, ucciderla my dignity. professionalmente, My face, because they pretend that I ask money to people sick in cancer. loro sostenevano che lei chiedeva soldi a dei malati di tumore. It is such unbelievable that I killed people because the first images before the moment where they are talking about me, they put a line of dead people that I never know. Quindi dead loro about. hanno trasmesso I un don't know elenco di why, persone but che sono morte di tumore, the che lei assumption non was conosce, These people died because Eleonora e quindi Brigliadori, l'associazione era queste persone sono said morte that perché seguivano la Brigliadori. chemioterapia killed Perché? and said not to do chemotherapy. Perché lei gli ha detto I di non never fare la said not chemio. to do. I said what I did. Lei non ha mai detto a nessuno di non fare la chemio, lei ha solo no raccontato one quello in che ha Italy fatto lei, Can't believe that I'm a doctor, perché tutti sanno che lei non è un medico, right? Okay. In the 80s, 90s, my recognizability negli anni 80-90 la sua fama
riconoscibilità was like more than 90%. Era sui I wish I could 90%. walk into the street without being recognized. Lei non poteva camminare per strada But senza essere that happened riconosciuta, even in America, where I went, where I worked, in South America, e because questo era anche Italians negli Stati are Uniti e in Sud everywhere. America. So I'm speaking English just to make possible to understand that I'm more interested abroad of Italy, Quindi lei to adesso go parla in abroad, inglese perché ha più interesse a because andare whatever fuori I can dall'Italia, do in Italian, perché tutto quello che fa in italiano simply slowing a little down because I'm a bit rusty with my English. But when I came out into society, I have already realized that the role I was condemned to, namely to keep quiet, quindi lei And quando do as I was ha capito told, che qui doveva stare zitta e fare come le dicevano, gave me the perfect opportunity le ha dato la to listen perfetta and pay opportunità attention per to whatever they ascoltare were trying to hide. e capire cosa volevano davvero nascondere, Because I've been in the backstage. perché lei era nel backstage. This little stuff was a monologue that Questo I era un studied monologo more than 20 years ago, so it che ha studiato più di Is 20 anni incorrect. fa, quindi non è più corretto. was Les liaisons dangereuses. I legami pericolosi. And Relazione it is still pericolosa. worth this monologue. Because E questo women monologo è ancora is valido. all the women, they feel prejudgment. Perché tutte le donne si sentono giudicati, Now because I was un'annunciatrice, a dancer, perché erano un'annunciatrice, una ballerina, un'attrice, that I cannot be able to understand spiritual stuff, e per questo that I'm non not sarebbe capace di comprendere Clever le cose enough. spirituali, non sarebbe abbastanza intelligente to sbugiardare per sbugiardare dei falsi testimoni che negano l'esistenza di Dio. I can. Yes. I want. When I was seeing my mother dying out of chemotherapy, quando la mamma stava morendo di chemioterapia and the doctor says that she couldn't hear me anymore. e il medico disse non ti può più I was sentire. pregnant to my Lei era first incinta daughter. della Was prima figlia, 2 June 91. 2 giugno 91, I was 9 months pregnancy, era incinta di 9 mesi and that day was the day where I was supposed to give birth ed era il giorno che to the first avrebbe, of my children. avrebbe partorito la prima figlia. I could be able to go into the hospital because I was a Infatti lei pregnant woman. poté entrare in ospedale perché And era they incinta were thinking that I was going e there quindi pensarono che era lì per partorire to invece che trovare la delivery. mamma. But while the doctor was doing awful stuff to the devastated body of my mom, Ma il medico stava and I facendo was delle cose praying orribili next to her al bed, corpo devastato della mamma, lei era lì a I was fianco a lei praying, I was e doing pregava, an ancient technique that I have learned from the Indian tradition, which is faceva, called Pawa. faceva pova, che è un metodo antico che aveva That you imparato, can find into lo trovi the book of the death nel and the life. libro tibetano Di dei Sogyal morti. Rinpoche. This is the deposition into the spiritual being. Ed That è- is very important to do when you have a person which is going. È una pratica molto importante da fare per una Door. persona che sta passando nell'aldilà. And the doctor said, no, but she cannot hear you anymore. E il medico diceva no, non ti può più What you sentire, are talking cosa about? stai facendo? Let it drop it. Lascia She's stare. dead. I mean, I wanted to, Lei lo voleva azzannare, but I stay still.
Però was è concentrated. stata tranquilla e I was concentrata. feeling the soul of my mom. Lei sentiva Mamma? l'anima della mamma, Maria Teresa Ronco. Maria Was her Teresa name. Ronco. She was already with her etheric and astral and self body out of the physical world. Lei era già con il corpo eterico e astrale fuori dal corpo fisico. But in that situation she was reading my thoughts. Però lei stava leggendo i miei pensieri And I was connected to there. e lei era connessa ai suoi pensieri. And so she came back. E quindi lei tornò. She take my hand. Ha preso la sua mano Did the most important thing e ha fatto la cosa in più my importante, entire life. la cosa più importante nella sua Because vita. she knew what I was thinking about. Perché lei sapeva cosa stavo And that was a pensando. promise. Ed era una promessa. Because she told me in one moment Perché mi ha detto in that the un spiritual momento world is real. che il mondo spirituale era vero. She was talking the last hour with her mom, my grandmother. that Lei, night. lei ha parlato l'ultima ora con la sua And I knew mamma that she was seeing her. e lei vide la sua and she mamma knew that I was praying, that I can discover the E lei cure for cancer. stava I pregando. promise I will do whatever I can to discover why my mom, she's going out in this awful way. E lì lei ha promesso di scoprire il perché Because la I mamma was è the morta in cause. questo modo Because orribile. my mom, as I know now, she was already over. the Perché lei cure. adesso invece Because sa che sua if mamma I- era già If I remember di là. the 5 biological law of Hammer, while my mom, she showed her left breast, Secondo le That 5 leggi she- biologiche di Hammer, she put the la mamma secret for aveva many, il many seno months. sinistro, She has a very big trouble, big problem. aveva un grosso problema al seno sinistro And she showed me this black stuff. e lei that le ha looks very bad. mostrato questa cosa nera. And I had in my mind all this shit about the crazy cell. Doesn't exist a crazy cell. Exists just crazy people. E But lei, I'm not the one. mi diceva che non esistevano cellule impazzite, ma solo persone pazze. People that use this trick, that make up in the wrong way, Persone che ci lavano il cervello, usano i Saying- trucchi that God doesn't exist. che dicono che Dio And non esiste. cancer is the proof of that. E il cancro è la prova che Dio non esiste. But I say something completely different. Però lei dice Cancer qualcosa completamente Is the diverso. proof Il cancro è per that God exists. provare che Dio And the esiste. people that have cancer, E le they persone are the fighter. che hanno il cancro They are sono the i fighter that combattenti. can change the future. I combattenti che possono cambiare il futuro. And now I'm able to express E adesso sono in grado di esprimere scientifically, scientificamente, anthroposophically, antroposificamente, biograficamente, spiritually, spiritualmente, why they perché pretend to say that doesn't exist the cure. perché loro fanno finta, pretendono di dire che la cura non esiste. The cure exists. La cura esiste, But to realize that, you have to put in the middle of the evolution però per realizzare Christ. quello devi mettere nel centro and his knowledge. Gesù Cristo e la sua conoscenza. Doesn't matter Non importa about examine, laboratory exam, non c'entrano gli Doesn't esami di matter. laboratorio, whatever is your past. non c'entra niente il tuo passato. Someone can help me to do
a visualization. Qualcuno può aiutarmi a fare Can una stand with me? visualizzazione? Okay? Può alzarsi, qualcuno può dare una mano? And take this. If you can hang this, and someone in the other part, the other side. Okay. Let's say that this was all wrapped around my neck, Questo era tutto attorno al suo like collo, my speech, come la parola, like my logos. come il suo logos. Logos, if you take a Greek dictionary Logos, se prendi un dizionario greco and you translate e lo and write traduci into a paper su un pezzo all di the carta, meaning about logos, tutto il you will significato not di find logos, just word, non trovi solo parola, but like 15, 20, 30. ma Logos is the power of spirit. logos è il potere dello spirito, It's the texture questo è that transform light into a tissue. questo è Something we become physical. il tessuto che And this, trasforma la This luce in materia. the image, this is silk. Questa è seta, l'immagine. If you think about the world becoming a butterfly, Se tu What pensi happened? alla bacca che diventa una how farfalla, does he can make this metamorphosis? come fa a fare Such questa unbelievable. metamorfosi? È Which is real. incredibile. I mean, it's not a theory. Non è teoria. What happened? Cosa succede? It's happened that, first of all, the world eats a lot of stuff. Feel the atmosphere. Prima la And bacca then mangia un when- sacco di cose, sente l'atmosfera, When we are going into the winter time, poi d'inverno, like Christmas time, come where the che power Natale, of sun, they go into the dove il center potere of the del earth. sole va nel centro della He terra, uses his speech. usa la parola, Baba in English. usa the la speech, bava the silk. per And fare he la starts to do seta. this and make his own costume, like this one. E così fa un costume come quello lì. He makes, we can say, the sarcophagus Fa il sarcofago in gold. It's a golden sarcophagus. in oro, è un Because sarcofago this d'oro, belongs to sun power. perché questo appartiene al We are potere not del sole. Animals. Noi non siamo We animali, are human beings. noi siamo esseri umani. The most important gift that we received from all the hierarchy Il dono più importante che riceviamo dalla gerarchia is the speech. è la parola. The way they do through machine, technique, technology. Le cose che Facebook, fanno attraverso net, le what macchine, they do Facebook, about i speech network, cosa fanno is a della shame. parola è uno scandalo. Because now you can take whatever person. Perché adesso tu puoi prendere qualsiasi If I persona. Il porco è un animale molto utile. E poi dico, Dio è grande, and you cut this and this. You can put me to do something that I never did. Se tu prendi queste due frasi e le tagli, viene fuori una frase Una che lei, bestemmia. una bestemmia che lei non ha detto. You know why I support also? Ho sopportato, non che l'ho voluto. Per questo lei ha Hai- sopportato. Ma sì, passivo di sopportare. Subito. Yeah, yeah, but in English. I was the victim. You understand? TSO. You know what it means? Per favore, in italiano, per favore. Why I did that? Esatto. Because during a film that I was shooting,
in the 98, nel 90 quando stava Nell'89. 89 quando stava girando un film, the director named Sandro Bolchi il regista bestemmiò in face of me. So I went out, I said, disse una bestemmia if he di doesn't lei. say stop Se non and dice say stop mi scuso, e chiede scusa, if he doesn't ask for forgiveness, se non chiede I scusa, don't perdono, io non vado, avanti. non vado avanti. I stopped the production. Lei ha smesso, ha interrotto la produzione. That production was called Solo. Si I chiamava was Solo, lei era sola. No one understood. Nessuno l'ha capito. But at the time when I participate my birthday, Ma of 29, un'altra volta durante il suo I compleanno, received my second birth lì lei è nata la seconda volta, because I started to remind my preceding life. perché ha cominciato a ricordare le sue vite precedenti. I knew that I was a man. Lei si ricordò di essere stato un uomo, I knew that I was an artist. un artista, I knew that I had a dream, si ricordò di avere un sogno, the dream to fly. il sogno di volare. And at that moment I realized why I chose my father as a In quel father. momento ricordò perché ha scelto suo papà, che era un Because for a pilota. woman born in the 60s in Italy, there was just one man called Riccardo Brigliadori Per- that we consider a girl as well as a man, and he will be able to teach me how to perché fly. suo papà ha riconosciuto che lei poteva, nonostante fosse una donna, poteva volare. Teaching Avrebbe me how to recover humanity, I take this knowledge from the sky, from atmosphere. Quindi The lei, word atmosphere means atma sphere. lei prese le nozioni This is- dell'atmosfera, che vuol dire atma, Meteorologically means the thinking of the earth meteorologicamente significa il is the pensare logos and mete, della which is the terra. root of each word referring to thinking. Also mankind, mentalized. So meteorologic, if we go back into the il Greek significato roots, di meteorologico at the time of Platone, nel tempo di Platone, Aristotele, Socrate, Aristotele, Socrate. they knew that when we breathe, Loro sanno we che are quando all respiriamo connected to siamo, spiritual siamo tutti connessi and after allo Spirito. Christ, Dopo we Cristo breathe in Christ. noi respiriamo dentro But Cristo. this happens if we breathe in truth, Questo succede se respiriamo nella verità, running and fighting for life, not for death, e quando corriamo e combattiamo per la vita, non per la morte, and for freedom. per la libertà. So, one time I was an annunciatrice. No, una Now I volta, want people to una know, not volta ero just in Italy, un'annunciatrice, adesso that voglio far sapere alle persone non I solo in open- Italia, because what happened gave me the opportunity to do that. perché quello che le è Because successo they le dà pretend that I was a l'opportunità. doctor. In effect, I'm much more than a doctor. Io non sono un Because the doctor medico, knows just what he sees about il medico vede things of solo paper quello che and sa solo quello che microscope. vede al But microscopio, I can understand how people can recover through word, ma io posso capire come le persone possono guarire attraverso la through parola, imagination, attraverso through meditation. l'atto, attraverso through l'immaginare. Eurythmy is Euritmia the art of the visible speech è l'arte della parola visibile that Rudolf Steiner gave to the che world. Rudolf Steiner ha donato al mondo. And after 28 years, Dopo 28 studying anni che lo anthroposophy studia and 10 years practicing e 10 anni che lo pratica, eurythmy, Euritmia, I'm the first human being on the earth sono il da- primo essere umano al mondo handle about two different hearts. The one is gliding,
che ha due arti separati, art uno è of, quello di volare, the birds, come that gli they feel uccelli, hot and cold, e and they, sentire and they caldo look freddo for the balance between e cercare different and l'equilibrio opposite negli opposti, forces. nelle forze To opposte. fly with your soul Quando is voli con la tua exactly anima the same è la technique. stessa cosa. We never stuck. When you are flying, you cannot stop It's a Quando flow. voli non puoi fermarti, because we keep going with our blood going, continuiamo a our heart planare beating, con il nostro cuore che batte and we are constantly not just inside but also outside. e costantemente non siamo solo fuori ma anche dentro. And each breath, E ogni respiro, if we understand what was the ancient knowledge of yoga, sì, and we change into the new occidental yoga, se which noi is a cambiamo philosophy, lo yoga e we have lo all the occidentalizziamo, instruments abbiamo tutti gli strumenti to recover all at once the social life, the physical body, per the guarire spiritual il corpo knowledge fisico, that religion, the religion closed into box. la vita spirituale dice che Dogma. la religione chiude in scatole, in dogmi, And this closing of your thought about spiritual anche il pensare, became into dogmatic science something that closed your capability of comprehension. quindi chiude in scatole e in dogmi la tua capacità di pensare. So, how many? Okay. This is the phantom. Io sono